Questa notte è successo un episodio certamente imprevedibile, perché è stata una bomba d'acqua che in brevissimo tempo ha sconvolto il sistema Antelau che conosciamo nella sua fragilità. Quello che è il rammarico più grande, che io ho lottato per 10 anni per spiegare, ma non io che sono un biologo e non mi occupo di frane, ma interpellando tutti i più grandi esperti a livello europeo e mondiale, insieme al CNR di Padova avevamo partorito un progetto che prevedeva che per fermare queste situazioni bisogna che ci sia uno sfogo verso valle e che le colate detrite vengano accompagnate giù al Boite in questo caso, e quindi non fanno danni nelle case e nelle popolazioni. La famosa Sabodan di quasi 5 milioni di euro alla prima prova, sono 4 ferri vecchi lassù, e le vasche che sono state fatte qua giù, che non hanno senso perché non si può fermare questi eventi, si sono riempite e subito dopo hanno invaso tutto il paese. Adesso io dico che è una vergogna, bisogna assolutamente tornare sui passi e trovare una soluzione che non è certo quella di fermare le frane, ma queste cose ho lottato per 10 anni, adesso non so più cosa fare. I progetti c'erano e si spendeva molto meno di tutte le porcherie che hanno fatto qua su in questi anni. Purtroppo, avendo quasi 70 anni, è la quinta volta che vedo il mio paese riempito di ghiaia. È 30 anni che faccio la Cassandra inascoltata, visto che qualche competenza tecnica anche ce l'ho. Si continua a tentare di rallentare o arginare l'evento a monte dell'abitato, cosa assolutamente impossibile, e i fatti ce l'hanno dimostrato per 4 volte negli ultimi 25 anni. L'unica soluzione che noi stiamo chiedendo da 30 anni è una canalizzazione del deflusso fin oltre l'abitato.